Entra in vigore la nuova ordinanza regionale con più restrizioni rispetto alla precedente, parola d'ordine: evitare al massimo ogni tipo di assembramento. Il settore dell'edilizia potrebbe attraversare un robusto rilancio grazie a bonus e agevolazioni statali che, secondo uno studio della CNA, potrebbero generare 14 miliardi di euro di investimento per il Veneto. Boccata d'ossigeno per i pensionati veneti: dalla prossima settimana arriverà la 13ª nelle tasche di circa 1.300.000 persone. Rapina in una tabaccheria di Fossolma, il vidente ha agito a volto coperto facendo intendere di avere una pistola, poi è scappato a piedi per i campi con l'incasso della giornata. Maxi sequestro di pellet da parte della Guardia di Finanza di Chioggia, riportavano un marchio contraffatto, denunciate 2 persone. I carabinieri di Martellago hanno allontanato da casa un uomo accusato dall'ex compagna di anni di maltrattamenti che l'avevano ridotta in uno stato di sudditanza. Sport, basket, test effettuati sui componenti del gruppo squadra dell'Umana Reyer positivi al Covid non hanno rilevato ancora alcuna negativizzazione. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questa sera 963 nuovi positivi che, sommati ai casi di questa mattina, portano a 2.275 il totale dei nuovi contagiati in Veneto nelle ultime 24 ore ed è pesantissimo il bilancio delle vittime. Sono 91 le persone che hanno perso la vita nella nostra regione dopo aver contratto il Covid. Ricoverati in area non critica 2.475 più 47 rispetto a ieri, pazienti in terapia intensiva 326 più 16. E da oggi nel quotidiano Punto Stampa il presidente della regione Zaia ha illustrato la nuova ordinanza che presenta delle novità con ulteriori limitazioni per quanto riguarda attività commerciali. Sentiamo. Non è decisamente un momento nel quale possiamo fare baldoria, cioè dobbiamo concentrarci con il distanziamento sociale, gli assembramenti, quindi evitare al massimo di crearli. La nuova ordinanza del presidente Zaia, attiva dalla mezzanotte, parte proprio da qui: evitare gli assembramenti e adottare tutti gli accorgimenti necessari. È in linea con la precedente, ma con alcune restrizioni in più, a partire da una stretta sulle presenze nei negozi al dettaglio. Su 40 metri quadrati può entrare un cliente alla volta. Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita, un cliente ogni 20 metri quadrati. Esercizi sopra i 250 metri quadrati, un cliente ogni 30 metri quadrati. Nelle code di attesa va rispettato il distanziamento e il gestore è responsabile del controllo. È obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli o all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione. Garantisce inoltre costantemente, tramite strumento elettronico contapersone o personale di vigilanza, il costante rispetto dei parametri di cui sopra. Detta in soldoni, uno si attrezza, come alcuni centri commerciali hanno fatto, si attrezza con il con il contapersone, oppure semplicemente le conta. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze, di presenze di clienti superiore a quello di massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore. Qualche aggiustamento arriva anche per i ristoratori. Che non sia attuata nessuna forma di buffet, deve essere tutto dedicato, sanificato sul tavolo. Zaia non esclude un eventuale ritocco nei prossimi giorni. Il governatore torna poi ad affrontare la questione dello sci, evidenziando l'importanza di un'intesa con tutto l'arco alpino. Sarebbe incomprensibile in un bacino di contagio che è pressoché simile, che è quello delle Alpi, che noi fossimo gli unici a chiudere. Quindi io auspico veramente che i provvedimenti siano accolti con un accordo europeo, perché
non sciare a Cortina, poter sciare a Kitzbühel piuttosto che a Villach o a Bad Kleinkirchenheim o in altre località, a Pramollo, dico che no, cioè non è una bella roba. E proprio alle vacanze sulla neve è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Montagna, stop alle vacanze, è giusto? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo allo 0422 162 6691, se per voi è no 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita, il risultato questa sera nel corso di Ring in onda come ogni martedì a partire dalle 21:15. 2 persone risultate positive asintomatiche su 210 sottoposte al tampone. Questo è l'esito dello screening volontario a cui si sono sottoposti i dipendenti, in prevalenza autisti, di ATVO, l'azienda di trasporto pubblico del Veneto orientale. Lo abbiamo voluto fare il 16 novembre, spiega il direttore dell'azienda, nel momento del picco massimo di contagiati nel territorio. Proprio per questo c'era una naturale preoccupazione. Di contro, la volontà continuare a garantire un servizio in piena sicurezza e tranquillità per tutti, lavoratori ed utenti. La bassissima percentuale di positivi viene valutata come un ottimo risultato delle misure di sicurezza anti-Covid-19 attuate dall'azienda e del rispetto delle stesse da parte del personale. Parliamo ora di edilizia, perché questo settore potrebbe presto attraversare un robusto rilancio grazie a bonus e agevolazioni statali che, secondo uno studio della CNA regionale, potrebbero finire con generare 14 miliardi di euro di investimento per il solo Veneto. Qual è l'impatto del superbonus in Veneto? Allora, noi abbiamo stimato 1,7 miliardi solo per quanto riguarda le detrazioni fiscali. Se aggiungiamo poi i bonus dell'edilizia che sono già in vigore, arriviamo a 5,6 miliardi per i prossimi 6 anni per il comparto dell'edilizia. Tutto questo potrebbe generare, con una stima prudente, 14 miliardi di investimenti per il solo Veneto. Secondo una ricerca condotta dalla CNA regionale in Veneto, il cosiddetto superbonus 100% avrebbe un effetto dirompente, inserendosi in un contesto positivo che potrebbe finalmente rilanciare davvero un comparto come l'edilizia, che negli ultimi anni non ha certo attraversato un periodo felice. A fronte della crisi del 2008 il settore ha avuto una rivoluzione anche interna in termini di occupazione, in termini di imprese. Adesso questo settore potrebbe essere un volano importante per il mercato interno e soprattutto per l'indotto che è in grado di generare. Quindi su questa misura noi dobbiamo investire. Che grado di attendibilità hanno questi studi che fate? Cioè, si tratta chiaramente di una previsione. Noi abbiamo misurato i dati sulla base di quello che noi abbiamo oggi sotto mano, per cui i dati dell'Enea, i dati che riguardano tutte le misure che sono già state in questi anni emanate, che hanno dei riscontri oggettivi, e su questo ci basiamo per fare poi le proiezioni. Per il presidente di CNA Veneto Alessandro Conte è necessario che il governo si impegni ora ad inserire nella legge di bilancio il prolungamento del superbonus 110% per il prossimo triennio. Il ricorso a detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e interventi antisismici è considerato un volano straordinariamente importante per l'intera filiera delle costruzioni. Anzi, se ne sollecita l'estensione anche ai capannoni per migliorare le condizioni di sicurezza. Per quello che riguarda invece i ristori, quindi la legge di bilancio, com'è la situazione qui in Veneto? La situazione è che abbiamo bisogno di tutta una serie di aiuti per il settore per mantenerlo in vita. Allora, a questo punto è inutile ragionare su zona gialla, zona rossa, zona arancione, ma dobbiamo ragionare sui cali di fatturato che hanno avuto le aziende, e da questo punto di vista ci auguriamo che nella manovra di bilancio ci siano delle importanti risorse per tutti i comparti che sono stati colpiti. Una buona notizia per i pensionati: dalla prossima settimana arriverà la 13ª nelle tasche di circa 1.300.000 persone nella nostra regione. Per i pensionati veneti è in arrivo una boccata d'ossigeno. Dal 1 dicembre, oltre alla rata delle pensioni, c'è anche il pagamento della 13ª. Il pagamento della 13ª assume un dato ancora più importante in questi tempi di crisi economica e di pandemia, poiché sappiamo che almeno un terzo dei nostri pensionati contribuisce al sostegno dei propri figli, dei nipoti, e quindi assume una
particolare rilevanza. La 13ª andrà a circa 1.300.000 pensionati veneti e renderà più gradevole un Natale che non promette grandi festeggiamenti anche dal punto di vista economico. L'importo aggiuntivo di 154,94 euro invece è un sostegno destinato ai meno abbienti, pensionati con redditi limitati e con assegni bassi. Per i pensionati che hanno una pensione molto bassa, intorno ai 570 euro al mese, e hanno un reddito molto basso, c'è un importo aggiuntivo sulla 13ª fino a 154 euro. Per cui è importante controllare che questo importo venga messo in pagamento. Si tratta di 100.000 anziani veneti, 60.000 donne e 40.000 uomini. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, invece, sono circa 224.000 i pensionati che beneficeranno della 13ª, mentre l'importo aggiuntivo per le pensioni più basse è destinato a circa 17.000. C'è infine un ultimo gruppo di pensionati che si vedrà accreditare la 14ª mensilità. Si tratta di chi ha compiuto i 64 anni a partire dal 1° agosto e che quindi a luglio non aveva ancora maturato il necessario requisito anagrafico. Inoltre, per coloro che percepiscono la pensione presso gli uffici postali, anche questo mese il pagamento, per evitare le file e tutto il resto, il pagamento verrà anticipato al 25 novembre. La cronaca, ora rapina in una tabaccheria di Fossò, malvivente ha agito a volto coperto facendo intendere di avere una pistola, poi è scappato a piedi per i campi con l'incasso della giornata. Ha avuto molta paura. Non ho capito quel momento là. Come adesso riprendere a lavorare? Adesso... Questa sarà la prima sera che lei affronta dopo quello che succede? Sì, è la prima volta. Sto male. Tanto... Nei 9 anni di gestione di questa tabaccheria di via Provinciale Sud a Fossò non era mai stato rapinato ed è ancora scosso Roberto Ravazzolo, non solo per aver perso l'incasso di una giornata di lavoro, ma per lo shock di quelle minacce subite in attimi che sono apparsi eterni, da qualcuno che però non ha certo agito con le modalità di un criminale professionista. Sono le 19:10 quando in tabaccheria entra un ragazzo, sciarpa sul volto e cappello. Mi ha chiesto se ho un pacchetto di sigarette, che sigarette? E fa così, si guarda intorno qua sui pantaloni, sul giubbotto. Ah, non ho i soldi, ha detto. Ed torno dopo che ha detto, che ora chiudi? 7:30, ho detto. Passa circa un quarto d'ora prima che quello strano cliente rientri in tabaccheria. Roberto sta per chiudere, addosso il borsello con l'incasso. Questa volta alle richieste di sigarette se ne accompagna subito un'altra più perentoria. Dammi tutto quello che hai. Il giovane alza il giubbotto facendo vedere che ha in tasca qualcosa che lascia intendere essere un'arma. Cos'era? Ho visto una cosa nera, non so cosa c'era. C'era una pistola, in quel momento là ho reagito, sono andato fuori qua col borsellino qua perché non ho capito più niente. L'ho preso per torace e l'ho spento così fino alla porta quasi. E al momento là mi ha preso il borsellino dal braccio e è scappato. Un amico di Roberto è seduto in macchina fuori dalla tabaccheria, capisce cosa è successo. Il rapinatore sta scappando a piedi, l'amico di Roberto accende il motore. Niente, ha seguito un po' in macchina, dopo lui ha girato al semaforo qua, ha trovato un campo, una stradella e è fuggito per il campo. Quanto l'hai portato via? Via in caso tutta la giornata. Certo, un bel danno economico. Auto usate comprate all'estero senza pagare l'IVA, maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza, 8 ai domiciliari. Truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico nel commercio di auto di lusso acquistate all'estero. 8 le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari disposte dal GIP Marco Biaggetti su richiesta del procuratore Massimo De Bortoli. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, denominata Salone del Lusso, ha portato alla luce uno strutturato gruppo criminale con base operativa nel Trevigiano che acquistava senza pagare l'IVA auto usate da Germania, Francia, Belgio e Spagna. Utilizzando una o più agenzie di pratiche auto, questi signori facevano figurare come se le autovetture fossero state acquistate all'estero direttamente dal cliente. Falsa era la fattura come l'autodichiarazione del cliente sul pagamento dell'IVA nel paese estero. I documenti venivano poi presentati alla motorizzazione per l'immatricolazione. 500 i veicoli importati con questo sistema per un giro d'affari di oltre 8 milioni e mezzo di euro, dei quali 1,5 milioni di IVA non pagata allo Stato. Al momento sono 100
161 le transazioni irregolari accertate dalla Finanza per un'evasione IVA di 524.000 euro, somma per la quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo. 2 appartamenti sono stati sequestrati, uno a Spresiano e uno a Paese. Sui conti correnti somme per circa 53.000 euro. Sequestrate poi 25 auto, ma le operazioni sono ancora in corso. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per una donna romena 33enne e 7 uomini, un 45enne padovano professionalmente operativo nella Marca, 5 romeni e 2 albanesi. A capo del gruppo c'era proprio la donna che così si era espressa. Parlando con un altro soggetto dice tranquillamente: scusa, ma io perché sto qua in Italia? O faccio i soldi o me ne vado da un'altra parte. I clienti, allettati dai prezzi concorrenziali delle vetture, risiedono in mezza Italia, per la maggior parte nel nord-est. Tutti sono risultati ignari della frode e si affidavano agli autosaloni per gestire le pratiche di immatricolazione. E maxi sequestro di pellet da parte della Guardia di Finanza di Chioggia, riportavano un marchio contraffatto. 17 tonnellate di pellet con marchio di qualità contraffatto sono state sequestrate dagli uomini delle Fiamme Gialle di Chioggia. La merce si trovava in uno dei magazzini di un imprenditore sessantenne della zona, contenuta in un migliaio di sacchi da 15 kg, su cui era stato apposto il marchio risultato poi falsificato. Quel marchio che garantisce la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati e costituisce una garanzia di qualità. Ulteriori verifiche hanno poi permesso di accertare che il pellet, che sui sacchi riportava la scritta Made in Croazia, in realtà arrivava dalla Bosnia. Pertanto i finanzieri hanno anche contestato la falsa indicazione dell'origine del prodotto. Il pellet è stato sequestrato e messo a disposizione della procura. 2 persone invece sono state denunciate: l'imprenditore e un altro commerciante della provincia di Gorizia, ritenuto il grossista. Entrambi sono accusati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, reati che prevedono la pena della reclusione fino a 8 anni. I carabinieri di Martellago hanno allontanato di casa un uomo accusato dall'ex compagna di anni di maltrattamenti che l'avevano ridotta in un vero e proprio stato di sudditanza. Ha denunciato di aver subito per oltre 4 anni vessazioni di ogni tipo, soprattutto verbali e psicologiche, fino ad essere ridotta in un vero e proprio stato di sudditanza nei confronti dell'ex compagno. Lei, una donna di Martellago, è riuscita a prendere consapevolezza della situazione in cui viveva insieme alla bambina che avevano avuto assieme solo dopo l'ennesimo litigio scaturito in un'aggressione fisica violenta. Grazie al supporto di amici, parenti e carabinieri ha trovato il coraggio di raccontare e denunciare. Ora i carabinieri di Martellago hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica per maltrattamenti reiterati nei confronti dell'ex compagna. Ed ora una notizia di sport, basket. Dopo la notizia di casi di positività nei giorni scorsi, l'Umana Reyer comunica che gli ultimi test effettuati non hanno rilevato alcuna negativizzazione dei componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19. Come da protocolli governativi, nei prossimi giorni saranno effettuati altri test di verifica. E vi ricordo il nostro sondaggio di questa sera dedicato alla stagione sciistica sulle piste della nostra regione. Montagna, stop alle vacanze, è giusto? Questa la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione, quello sulla barra di colore verde se per voi la risposta è sì, quello sulla barra di colore rosso se per voi la risposta è no. L'esito del sondaggio come sempre questa sera a Ring in onda a partire dalle 21:15. Gli ospiti saranno di Ferdinando Avarino, saranno il virologo Fabrizio Pregliasco, poi Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Panna della Lega, Vanessa Camani del PD, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e poi il professor Alessandro De Carlo, psicologo dell'Università di Padova. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi come sempre. Ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sulla nostra regione. Arrivederci. Ben
Bentrovati al meteo. È ancora l'alta pressione a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Mercoledì 25 novembre sarà una giornata stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque e non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario. Anche qui il sole sarà decisamente dominante e il cielo sgombro da nubi. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, non cambia di molto, anche in questo caso sarà soleggiato, salvo per locali annuvolamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime intorno a -1, -2 gradi, massime invece fino agli 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.